Buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Tallan Estis. In questi video vi ho raccontato un po' la cultura italiana attraverso le canzoni, attraverso le sensazioni di un italiano che vive in Estonia, ma oggi ho voluto fare un salto di qualità. Inizieremo con questo format a raccontarvi e a insegnarvi come cucinare dei piatti italiani che sono buonissimi. Ci faremo veramente una bella mangiata di cibo italiano. Oggi andremo a trovare Francesco, un italiano che vive in Estonia e che è uno chef, e con lui studieremo come realizzare un piatto buonissimo. Il piatto di oggi è la focaccia. La focaccia è un piatto che esprime proprio il cuore della cultura del cibo italiano. La potremmo mangiare in qualsiasi momento, a colazione, a pranzo, a cena, ma fidatevi di me, inizieremo un cammino veramente buono. Finalmente ci siamo riusciti ad incontrare Francesco Sclafani? Sclafani, ma da dove vieni? Io sono siciliano, vengo da Palermo, vengo da una famiglia di ristoratori, mio padre è un cuoco, panificatore, pasticcere, è il mio mentore della cucina, colui che mi ha trasmesso la passione e l'amore per il mio lavoro. Quindi diciamo che la cucina praticamente da quando sei nato ha fatto parte della tua vita? Sì, il mio primo lavoro prima di andare a scuola era sistemare il lievito fresco nel frigorifero. Lievito fresco. Era la mia prima mansione. Subito dopo potevo andare a scuola. Perfetto. E adesso il tuo essere, come si dice, chef? Chef, cuoco, insomma, innamorato della cucina. Innamorato della cucina. E qui in Estonia? In Estonia. Stai adesso portando la cultura del cibo italiano in Estonia? Io sono in Estonia da 7 anni. Ok. Inizialmente avrei dovuto fare un altro tipo di lavoro, ma poi stando distante dai fornelli e dalla cucina non mi sentivo a mio agio. Quindi anche parlando con mio padre mi ha detto: tu devi cucinare, non per il salario, non per i soldi, tu devi cucinare perché sei nato per fare quello. Quindi chiaramente la cucina, io ho sempre sostenuto che tra le varie arti, la musica, il cinema, essere attore, qualsiasi cosa, comunque la cucina senza dubbio è arte. È arte perché la senti dentro. Quando cucini per qualcuno dimostri veramente quanto bene vuoi a quella persona. Io credo fermamente in questo. Posso chiamarti Ciccio? Ciccio è il mio short name, come si dice, esatto. È il nome che più mi si addice, perché Ciccio sa di casa, mia mamma fin da piccolo mi chiamava Ciccio, i miei amici sanno che sono Ciccio, non Francesco. Quindi la cucina come posto della famiglia dove condividere insieme tante cose, e perché non anche il nome. Quindi Ciccio, oggi cosa cuciniamo? Allora, mi è stato chiesto tante volte qual è il cibo che preferisci cucinare. Allora, il cibo che io preferisco cucinare è sempre un lievitato, perché la mia carriera con mio papà e comunque nel panificio di famiglia inizia con i lievitati. Scusa, che significa lievitati? Fammi un esempio più... Io zero, quindi, che cos'è il lievitato? Allora, Maurizio... Intanto scusa, io mi bevo anche un mio... Allora anch'io. Facciamoci intanto un brindisi, esatto, vai, e dopo vai. Anche il tiramisù. Assolutamente sì, mi sembra. L'hai fatto tu, chiaramente? Sì, ma questo un'altra volta. Un'altra volta. Allora, dicevi quindi? Dicevo, i lievitati sono tutti quei prodotti che vengono dalla miscela di acqua, farina, lievito e zucchero in certi casi e fermentano per via del lievito che nutre i zuccheri all'interno dell'impasto e quindi avviene la magia della fermentazione e della lievitazione dell'impasto. Quindi oggi ci mangiamo
una bella focaccia alla siciliana. Alla siciliana. E siamo finalmente entrati qui in quella che è la casa di Ciccio, dove tutti i giorni lui cucina per le persone e dà questa felicità attraverso i suoi piatti. Si sta preparando perché è una persona molto precisa e quindi appena lui finisce ci vediamo sul banco e andiamo a cucinare insieme. Ok, allora siamo arrivati qui nel tuo regno. Ti sto a distanza perché voglio guardare esattamente quello che tu fai. Allora, focaccia, io direi di iniziare. Gli ingredienti quali sono? Allora, in questo episodio realizzeremo una focaccia facilmente replicabile a casa per tutti, con ingredienti comuni che si possono reperire nei supermercati. Ok. E iniziamo semplicemente da una farina 00 comune da supermercato, Ok. zucchero, sale, lievito di birra fresco, Sì. acqua fresca. Fresca. L'acqua Ok. deve essere intorno ai 5-6 gradi. Ok. E poi abbiamo olio extravergine d'oliva. Perfetto, siamo nelle tue mani. Cosa dobbiamo fare adesso? Allora, prendiamo una bowl o un contenitore dove è più semplice comunque fare l'impasto in modo che l'acqua poi non trasborda, non esce fuori dalla... Verso tutta la farina nella bowl e inizio a formare una sorta di fontana Ok. dove vado ad aggiungere l'acqua, una parte dell'acqua, e inizio a impastare, prendendo la farina dall'esterno verso l'interno, verso l'acqua, Ok. girando intorno al vortice. Impastare a mano per me è una cosa bella perché mentre con la macchina fai tutto in modo meccanico, a mano tu credo veramente che tu trasmetti l'energia, le tue energie all'impasto, quindi Ok. è una cosa molto profonda per me l'impasto e mi ricorda tanto le mie origini. Anche perché poi ho sempre saputo che l'impasto è vita, no? Esatto. L'impasto è vita per quella fermentazione che tu dicevi precedentemente. Sì, perché con il lievito si crea proprio questo sviluppo dell'impasto, questa maturazione. Continuo ad aggiungere l'acqua a filo. Sempre vado a incorporare piano piano la farina. A questo punto inizio anche a mettere il lievito, che si deve amalgamare bene. Quindi il lievito tu l'hai messo tutto insieme, giusto? Sì, l'ho messo tutto Ok. insieme, non l'ho sciolto nell'acqua, così, perché comunque impastando poi si scioglie, essendo lievito fresco non necessita nessun preattivazione o altro. Ok, perfetto. Lo lavoriamo così. È bello vedere quando poi, ecco, già adesso, no? Dalla semplice farina, un po' d'acqua, un po' di lievito, già si riesce a vedere un qualcosa di completamente differente. Sì. Per me è affascinante soprattutto la parte durante la quale l'impasto matura in frigo e si creano in frigo proprio, quella si chiama proprio maturazione, Ok. perché avviene tutta una serie di fattori chimici. È lì che l'impasto prende sapore, profumo, la fermentazione in frigo. È lì che nasce la vita praticamente. Sì, un altro po' d'acqua e subito dopo l'acqua di nuovo aggiungo questa volta lo zucchero, perché lo zucchero diciamo che insieme al lievito inizia ad attivare tutti i processi enzimatici. Ok. Mentre il sale che ho ottenuto da questa parte, il sale lo aggiungo solo alla fine, quando l'impasto è quasi formato, quando la maglia glutinica è quasi fatta, aggiungo anche il sale. Ok, molto molto bene. Vedi che bello che già comincia. Sì. Senti una cosa, mentre che tu stai impastando, no? Mi hai detto che la tua famiglia aveva una tradizione di panificazione, no? Sì, Quindi raccontami, ma facevate il pane tutti i giorni? tutti i giorni. Mio padre preparava il prefermento la notte alle 4
e lui iniziava già a organizzare tutto il lavoro, perché comunque c'era una serie c'era tutta una produzione con una serie di prodotti specifici che producevamo, pani con farine speciali, e tengo a precisare che questa azienda di famiglia ancora oggi opera. Mio fratello Vincenzo è chef executive del suo panificio e gestisce tutto l'andamento del panificio di famiglia, quindi sono tradizioni che non tramontano mai. È incredibile. A questo punto aggiungo anche il sale. Quindi siamo quasi all'ultimo passaggio. Abbiamo fatto la farina, l'acqua, lo zucchero, il lievito e il sale. E solo alla fine il sale. Ok. Di nuovo un altro po' d'acqua, perché l'impasto della focaccia deve risultare sempre un po' più appiccicoso, più soffice. Quindi le focacce si fanno, al contrario del pane, si fanno sempre un po' più idratate. Idratazione che poi aiuta la maturazione in frigo e sviluppa i famosi alveoli interni. Una volta che l'impasto è arrivato a questo punto, io aggiungo olio extravergine d'oliva, proprio come da tradizione italiana, questa è in tutte le regioni d'Italia. Quindi prendo l'olio e lo inizio abbondantemente a mettere sull'impasto, così. Proprio si deve sentire il profumo dell'olio, perché una volta che è cotta, poi la focaccia ed è calda, emana e sprigiona questo profumo delicato dell'olio. Quindi questo è proprio il passaggio finale. Adesso che l'impasto è quasi liscio, lo lasciamo fermentare a temperatura ambiente per un'oretta, coperto con la pellicola da cucina. Puoi andare a prendere la pellicola. Anche se l'impasto risulta un po' grezzo, va benissimo, perché adesso deve stare a temperatura ambiente a lievitare per un'oretta. Ok. Dopo trascorso un'oretta lo inizieremo a lavorare di nuovo e in quel modo diventerà molto più liscio ed omogeneo, quindi non preoccupatevi se all'inizio risulta un po' più grezzo. Ok. Trascorso un'oretta togliamo la pellicola e facciamo delle pieghe. Queste si chiamano pieghe. Facciamo delle pieghe e vediamo che l'impasto diventa più liscio e soffice. Fatte le pieghe, di nuovo la pellicola. Questa volta la pellicola deve aderire bene, se no si fa la crosticina e compromette la lievitazione e la maturazione. Proprio deve aderire bene, 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 così. E l'impasto adesso va in frigo a riposare. Per quanto tempo? Precisamente dalle 12 ore minimo fino a 20 ore. Ok, quindi dalle 12 ore alle 20 ore. Sì, con questa dose di lievito che vi do in descrizione. Benissimo. Trascorse le ore di maturazione in frigo, possiamo prendere l'impasto e disporlo su una teglia ben oleata. È importante che c'è... Quindi bisogna mettere l'olio prima e poi l'impasto sopra? Sì, una teglia con abbondante olio, poi l'impasto sopra e lo lasciamo a temperatura ambiente per un'oretta. Trascorsa un'ora a temperatura ambiente l'impasto risulterà così, già bello lievitato. Allora che facciamo? Lo andiamo a condire. A noi in Sicilia piace molto usare la cipolla e quindi io metto della cipolla, non troppa perché si deve apprezzare comunque anche la semplicità della ricetta. E inizio a pigiare così. Poi metto del buon formaggio, pecorino, formaggio di capra a piacere. Importante l'origano fresco.
Potete anche usare quello secco in alternativa, però l'origano fresco dà sempre questo tocco aromatico così profondo. In cottura l'odore che sprigiona è incredibile. E comunque durante questo processo vado, diciamo, a fare aderire la focaccia nei bordi. Che bello. Maurizio, domani prepari la focaccia a casa? Assolutamente sì, ci devo provare. Assolutamente. Assolutamente. Io provo sempre comunque a usare diversi colori, perché poi il prodotto finale è più bello anche all'occhio. Abbiamo questo viola della cipolla, violetto, si vede il formaggio che è bianco, poi io uso delle olive con la mia marinatura segreta che poi vi svelerò, qualche fetta di pomodoro che non deve mancare mai, dona colore, freschezza. Io uso il sale rosa, Oh, bello. più leggero, più carino. E poi un po' di formaggio di capra, questo morbido. Questo gli dà un profumo particolare quando si scioglie in forno, poi sforni questa focaccia e si combina con il rosmarino, la cipolla e questo formaggio di capra che ha questo odore più forte. Sprigiona un profumo incredibile. Senza nemmeno esagerare, mi fermo così. E certamente Olio olio d'oliva. è un'opera d'arte. Che bello. Questa è la nostra focaccia. E scusa, e adesso dove va quella focaccia? Lievita a temperatura ambiente almeno 45 minuti. Prima imposto il forno a 220 gradi, che è Ok. molto forte. Questo che cosa fa in modo che quando tu inforni il tuo prodotto lievitato, lui inizia a gonfiare a 220 gradi, ma attenzione, gestite bene questo momento. Trascorsi 3 minuti, subito abbassate il forno a 200. Così in quel modo già la focaccia inizia a gonfiare, a 200 inizia a cucinarsi e poi gli ultimi 10-12 minuti li facciamo a 180 gradi, che si crea la crosticina, si cuoce bene all'interno e avrete un prodotto perfetto, alto, soffice e ben cotto anche al cuore. Quindi praticamente in totale quanto tempo sta nel forno la In focaccia? totale, allora, dipende molto dal forno che avete a casa. Ok. E dipende anche dal forno, se è forno professionale o appunto di casa. Tanto qui Comunque, stiamo parlando a persone che la vogliono fare a casa, quindi... senz'altro 3 minuti a 220 gradi. Ok, Poi sicuramente altri 10 minuti a 200. ok. E poi terminiamo la cottura fin quando è ambrata e cotta anche all'interno a 180 gradi. Risultato finale. Bellissima. Mamma mia, ho una fame. Quindi, così è finita. Pronta? Pronta per essere... E questa come si mangia? Quando si consiglia di mangiare una meraviglia di questa cosa qui? Questa la puoi tagliare nel mezzo e farcire. Ok, con... Pesto, mortadella, prosciutto, qualsiasi- rucola, qualsiasi cosa. qualsiasi a piacere. cosa. Si può anche fare in modo vegano, perché appunto questo impasto, come avete visto, non aveva burro, non aveva uova, è un impasto totalmente vegano. Se al posto del formaggio che io ho utilizzato non usate formaggio, usate un formaggio vegano, potete usarlo, condirla con un hummus di ceci. Ok.
Quindi praticamente è per tutti. Per tutti, Il piatto del abbastanza genere è per versatile, tutti. sì. E lo possiamo fare tranquillamente, come abbiamo visto, lo possiamo fare a casa. A casa, replicabile. Questa è una ricetta diciamo particolarmente indicata per fare la focaccia a casa. Ok. Quindi abbiamo tenuto conto che la gente a casa ha un forno comunque più semplice, senza modalità particolari. In questo modo riesce sempre bene se seguite i passaggi. Perfetto. Allora, ringraziamo, come abbiamo detto prima, Ciccio, e a questo punto io vi chiedo una cosa. Intanto commentate sotto al video se questo piatto, questa focaccia meravigliosa è stata di vostro gradimento. Ma una cosa più importante, scriveteci nei commenti quale ricetta italiana volete fare. Abbiamo Ciccio, che è uno chef italiano, perché allora non iniziare questo cammino insieme per conoscere veramente la cucina italiana. Ciccio, io ti ringrazio. Grazie a te. Ci vediamo la prossima Alla volta prossima. e Fateci sapere. buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Ciao. Ciao.